Euroregione News. Trieste, magazzino delle idee, Robert Dunois, Across the Century. Grazie all'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, con il direttore generale Anna Del Bianco, in collaborazione con Dichroma Fotografi di Madrid e la curatrice Tessa De Michel, tradotta dall'interprete Cristina Melchiorri di The Office Trieste, e l'atelier Robert Dunois delle Figlie a Parigi, il magazzino delle idee di Trieste espone sino al 23 giugno 2019 la mostra Across the Century. L'idea di questa mostra è nata in prosecuzione alle iniziative già inaugurate al Magazzino delle Idee con la mostra Stars, che si è chiusa da poco, con l'intento di riaprire questo luogo a un pubblico sempre più vasto. Portare Robert Duanois qui significa, speriamo, avere un pubblico di grandi dimensioni, interessato, che possa trovare all'interno del magazzino un momento anche per apprezzare con questa fotografia straordinaria, nota in tutto il mondo, ecco, per la prima volta portata in Italia con una retrospettiva di questo tipo dedicata a tutta la vita di Duanois. L'idea appunto è di aprire il magazzino sempre di più. Questo è un luogo dalle grandi potenzialità, molto adatto a queste mostre, molto adatto alle attività anche collaterali. Le iniziative si protrarranno anche dopo l'estate, è prevista a luglio l'inaugurazione di una mostra dedicata a Vivian Maier, quindi cerchiamo un pubblico che si affezioni a questo luogo e a iniziative di questo tipo. Rimarrà aperta fino al 26 giugno e successivamente l'appuntamento che segue sarà l'inaugurazione di una mostra dedicata a Vivian Maier il 6 luglio, durerà tutta l'estate. Alors, cette exposition est un hommage. L'idea di questa mostra è quella di essere un omaggio a Robert Duanois per coprire 60 anni della sua carriera e vuole proprio essere una passeggiata nel corso del secolo. E qua ci sono varie foto esposte. La prima che si trova esposta qui è del 1929 e l'ultima è della fine degli anni 70. Robert Duanois è considerato un po' il vertice della foto umanista. Questo 14 aprile sarebbe stato il suo compleanno. Adesso non è più tra noi, però continua a suscitare molto interesse come personaggio e anche le sue foto continuano a essere molto interessanti e appartengono alla nostra memoria collettiva. Tutti abbiamo presente ad esempio il bacio all'Hôtel de Ville. Il n'y a pas de thème. Non c'è un tema specifico in questa mostra perché vuole essere piuttosto una retrospettiva di tutta la vita da fotografo di Robert Duanois. Vuole coprire 60 anni di carriera. Sono state realizzate anche delle opere tematiche, però qui proponiamo i vari temi che lui ha trattato nel corso della sua carriera. Ci sono i ritratti di artista, ad esempio di Prévert e di Picasso, che è un ritratto molto ironico. Ci sono foto di bambini, foto di scene di vita quotidiana, di strada, tutti temi che hanno interessato maggiormente il fotografo. Si on peut retenir L'elemento essenziale è il suo gusto per il banale, per la vita quotidiana, per la poesia del quotidiano. È considerato questo il centro, il cuore della fotografia umanista, che ha il suo vertice negli anni 50, anni in cui la Francia vive il lutto del dopoguerra, è distrutta e ha bisogno quindi di ritrovare una felicità semplice, genuina, dei piccoli piaceri della vita. E quindi Robert Duanois vuole mostrare questo piccolo teatro del quotidiano. Passeggia a Parigi e cattura dei momenti di eternità. Fotografa un operaio, due fratelli che giocano insieme e quindi dà all'eternità la persona qualunque. E questo è il suo spirito nella sua fotografia. Questo vuole, come ho detto prima, essere un omaggio a Robert Duanois ed è la prima esposizione a lui dedicata di questo tipo in Italia e quindi ringrazio di cuore tutti coloro che hanno reso possibile realizzare questa mostra. Et je remercie les acteurs qui ont pu rendre cette exposition possible. Da Trieste per Euroregione News, Marco Masciolo. Euroregione News.